Padova è una città sicura, i reati sono nettamente in diminuzione, questi sono dei dati ufficiali che ci vengono forniti mensilmente da parte della Prefettura e a Padova abbiamo come unico problema sul quale stiamo lavorando da molto tempo è effettivamente quello del microspaccio. Rigetto con forza il fatto che varie zone della città vengano indicate come Bronx o come territori in cui lo spaccio è sovrano, perché non è vero. Noi abbiamo dell'attività come polizia locale che si occupa proprio di cercare di garantire la qualità della vita dei nostri cittadini con delle attività mirate. Come amministrazione comunale, l'abbiamo sentito prima anche su argomenti che magari non sono apparentemente legati alla sicurezza, ma in realtà sono una cosa fondamentale, quello che diceva prima il vice sindaco. Lavoriamo moltissimo sulla prevenzione dell'attività di spaccio. Iniziative che riguardano da un lato un presidio in strada che può rispondere sia a persone che fanno già uso di sostanze e quindi chi è in cronicità, con un aiuto forte ovviamente del SERD, sia però anche che facciano un'azione di informazione e quindi si rivolgono a persone più giovani, pensiamo magari di veicolare questo presidio laddove ci siano dei festival. Ovviamente stiamo parlando in prospettiva perché quest'anno è tutto diverso e il principio è che queste persone non si nascondano, perché poi anche soprattutto se sono giovani è difficile trovarle, quindi è difficile poi aiutarle e che quindi non escluderle ma includerle e lavorare insieme a loro, proporre loro alternative, spiegare loro gli effetti delle sostanze che intendono assumere e capire con loro qual è la soluzione migliore. Quindi lavoreremo sia sulla cronicità, su cui all'interno dell'ULSS SERD sta già lavorando, sia in riduzione del danno e prevenzione. Allora, nel piano di estensione di reti ciclabili abbiamo programmato ed è finanziata la pista ciclabile alla Guizza che passa per via dell'Orna, che è la parallela di via Guizza. Quindi per diciamo, creare percorsi sicuri nel quartiere Guizza abbiamo preferito, piuttosto che stare nella direttrice del tram, infilarci in una strada parallela, tra l'altro che collega meglio i servizi di quartiere perché passa per la scuola, per il centro civico, per il supermercato, per l'area della parrocchia, collega con il Parco dei Salici e il centro civico, quello di via Guasti. Quindi abbiamo raccolto in effetti questa esigenza del quartiere Guizza, non riuscendo a fare tutte le piste ciclabili in un colpo solo, ma progressivamente, e questa è già finanziata, questo tratto di ciclabile, sono 550.000 euro, e progetto già approvato, l'esecutivo, siamo adesso in fase di espropri perché il pacchetto prevede anche altre ciclabili che prevedono acquisizioni di terreni e aree private. E finito questo possiamo andare in gara e quindi partire con i lavori. Quindi anche la Guizza avrà questo collegamento ciclabile, quindi giusta la segnalazione che avete raccolto sì, raccoglie in effetti un'esigenza reale che abbiamo raccolto anche noi e che presto avrà risposta su questo percorso interno. Stiamo investendo per migliorare la mobilità sostenibile, ciclabili, tram, cioè negli anni questo è stato un asset che ha servito meglio la Guizza e l'implementazione e lo sviluppo del tram favorirà e collegherà meglio questo quartiere e quindi anche i negozi di vicinato della Guizza attraverso questa rete qui. Chi cerca parcheggio però tra poco vedrà aperto proprio alle porte del quartiere, tra il Bassanello e la Guizza, un nuovo spazio a parcheggio, sono una trentina di posti auto, in un posto che è stato risanato e riqualificato
l'area degli ex distributori di benzina alle porte della città, Padova Sud. Era un biglietto da visita pessimo, ce ne sono altri lì intorno, bisogna proseguire l'opera di riqualificazione, però lì abbiamo in questi anni demolito il vecchio distributore, cancellato, come dire, risistemato un luogo che era abbandonato, anche brutto da vedere alle porte della città, proprio all'ingresso del quartiere Guizza, e lì si realizzano un po' di posti auto per chi magari può anche da altri posti raggiungere il quartiere e poterlo poi girare in sicurezza, servizi, negozi, attività e quant'altro. Ma poi sarà anche un ottimo accesso al fiume, perché oltre alla parte a parcheggio abbiamo sistemato un'area verde, l'area verde che poi scende sulla ciclabile che va lungo il Bacchiglione, e quella diventerà un'area uguale, speculare a quella che c'è di fronte con il Pier 88, perché lì abbiamo predisposto la realizzazione di un piccolo volume, è passata la delibera in Consiglio Comunale poche settimane fa, approvata dal settore urbanistica, e quindi faremo un bando per la gestione di quel piccolo volume, e con un po' di parcheggio, un'area verde risistemata e l'accesso al fiume, un servizio che può diventare un altro punto di riferimento per il quartiere. Tendenzialmente un negozio di quartiere vive con il quartiere che gli sta attorno. È ovvio che qualche parcheggio in più può fare comodo, però cerchiamo di non confondere le motivazioni. Insomma, il passaggio del tram alla Guizza è arrivato 15 anni fa, per cui se qualcuno doveva avere degli impatti li ha già avuti. È un po' difficile che stia agonizzando da 15 anni. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo vissuto la crisi economica più importante dal dopoguerra in poi, per cui probabilmente le difficoltà economiche sono più legate a quello, ecco, insomma, che a un'opera fatta 15 anni e che esiste da 15 anni. Opera che poi, come dire, però se dobbiamo andare, mettiamo anche che può aver creato qualche disagio, ma il beneficio è assolutamente positivo per la collettività, cioè il vantaggio che ne ha la collettività è assolutamente sbilanciato verso appunto dei benefici per tutti che superano senza ombra di dubbio i pochi disagi che ci sono. Insomma, sempre le opere fanno qualche disagio, bisogna vedere se ne fanno più dei benefici, e mi pare che in questo caso sia assolutamente chiaro da quale parte pende, ecco, insomma, l'esito.